Eder. Mech. Pallister. Ed ecco in allegato i nostri 17 contatti telefonici di dicembre. 7 giorni su 14. Con l'ultima pausa di 3 giorni. 10, 11, 12 dicembre e la sua chiamata del 13. Durata ben 16 minuti e nella quale probabilmente mi avrà voluto raccontare, a beneficio del vedovo curioso, dove era stata e cosa le era successo nei 3 giorni trascorsi fuori casa? E come mai non gli interessa invece cosa ci siamo detti nelle 2 volte che per 6 ore è stata a casa mia nei giorni 1 e 7 dicembre? E come mai nei 17 contatti che abbiamo avuto lei chiama 14 volte ed io 3? Semplicemente perché lei aveva molte più cose da dirmi forse? E sempre il vedovo vorrà dirci come è tornata a casa loro il 14-12 la borsetta di Lilly con documenti eccetera e come e quando sono usciti. Sempre da casa loro. Sacchetti e cordino utili alla messa in scena del suicidio? Buon 2024. Che sia un anno di verità. Mercoledì 1-12. Chiama Claudio alle ore 8 e 19 minuti. La durata della chiamata è di 6 minuti e 25 secondi. Chiama Lilly alle ore 9 e 12 minuti. La durata della chiamata è di 14 secondi. Giovedì 2-12, venerdì 3-12, sabato 4-12, fuori Trieste. Domenica 5-12, chiama Lilly alle ore 16 e 55 minuti. La durata della chiamata è di 3 minuti e 18 secondi. Lunedì 6-12, chiama Lilly alle ore 8 e 55 minuti. La durata della chiamata è di 4 minuti e 23 secondi. Chiama Claudio alle ore 9 e 57 minuti. La durata della chiamata è di 1 minuto e 03 secondi. Chiama Claudio alle ore 10 e 41 minuti. La durata della chiamata è di 1 minuto e 12 secondi. Chiama Lilly alle ore 10 e 47 minuti. La durata della chiamata è di 1 minuto e 54 secondi. Chiama Lilly alle ore 13 e 50 minuti. La durata della chiamata è di 8 minuti e 9 secondi. Martedì 7-12, chiama Lilly alle ore 8 e 24 minuti. La durata della chiamata è 2 minuti e 27 secondi. Chiama Lilly alle 9 e 22 minuti. La durata della chiamata è di 20 secondi. Chiama Lilly alle ore 16 e 25 minuti. La durata della chiamata è 22 secondi. Mercoledì 8-12, s.lor.isu. Giovedì 9-12, chiama Lilly alle ore 8 e 29 minuti. La durata della chiamata è di 1 minuto e 13 secondi. Chiama Lilly alle ore 10 e 53 minuti. La durata della chiamata è di 33 secondi. Chiama Lilly alle ore 18 e 56 minuti. La durata della chiamata è 36 secondi. Venerdì 10-12, sabato 11-12, domenica 12-12, fuori Trieste. Lunedì 13-12, chiama Lilly alle ore 8 e 44 minuti. La durata della chiamata è 16 minuti e 02. Lilly scrive su WhatsApp alle ore 12 e 54 minuti. Il relax pensando a domani. Martedì 14-12, chiama Lilly alle ore 8 e 22 minuti. La durata della chiamata è 1 minuto e 36 secondi. 17 contatti in 7 giorni. 3 Claudio, 14 Lilly. Analizzando il dettaglio di queste chiamate è palese la dinamica. Liliana non vuole farsi beccare da Sebastiano, così quando è con lui nei fine settimana sparisce, ma appena torna libera a Trieste, appena ha un po' di privacy, il primo pensiero di Liliana è subito quello di contattare Claudio. Ovviamente Claudio Sterpin non è uno stalker perché è Liliana a chiamare quasi sempre. Inoltre con questi dati è palese l'interesse di Liliana verso Claudio, al massimo ci potremmo chiedere se Claudio ricambiava appieno questo interesse, ma non possiamo mettere in dubbio che a Liliana Claudio interessasse anche molto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.